Dal 15 marzo al 5 aprile torna Open Circus, la rassegna internazionale di circo teatro, promossa da Circo e dintorni in collaborazione con il comune di San Donà di Piave ed Arteven. Tra gli appuntamenti, il 15 marzo ci sarà Arturo Brachetti, il 29 marzo toccherà i Black Blues Brothers e il 5 aprile a Sleeps Inside con Okidok. Per omaggiare la leggenda di Moira Orfei abbiamo pensato ancora una volta di presentare artisti internazionali. Avremo due clown che vengono da Bruxelles ma che si sono formati alla scuola di Montreal del famoso Cirque du Soleil. Avremo uno spettacolo completamente nuovo dei Black Blues Brothers, che ormai sono diventati un fenomeno planetario e che torneranno dall'Australia proprio in tempo per presentare la nuova produzione qui. E poi soprattutto avremo una delle più grandi stelle dello spettacolo popolare ma raffinato italiano nel mondo, Arturo Brachetti, il trasformista, che tra l'altro presenterà qui una giornata dedicata a Moira Orfei, quindi spettacoli divertenti, soprattutto empatici, che arrivano al cuore della gente. Altre due cose: laboratori nelle scuole per far capire che il circo è un'attività ludico-terapeutica che aiuta anche a sviluppare le proprie ambizioni nel personale. E infine la Commissione europea ci sostiene un'attività di collaborazione con Africa, Colombia e Monte Carlo, per cui avremo qui dei ragazzi che provengono da queste nazioni che si formeranno ulteriormente e torneranno nelle loro nazioni a restituire questa formazione che avranno avuto qui. Quindi diciamo una festival a 360 gradi. L'offerta del Teatro Astra, anche con questo Open Circus, si conferma sempre più variegata, che poi è il segreto per una rassegna di successo. Sì, il teatro è uno spazio che diventa sempre più luogo di relazione. Per noi è un piacere di ospitare per il secondo anno questa rassegna Open Circus, quindi è un'occasione in cui è rivolta al pubblico di tutte le età, quindi che coinvolge i bambini, i ragazzi, ma anche e soprattutto un pubblico delle famiglie che è stato grande protagonista appunto l'anno scorso anche già, quindi ci aspettiamo una riconferma come affetto anche del pubblico e come capacità di essere seguiti e di emozionare tante altre persone, per rendere il teatro sempre più un luogo vivo. Il Teatro Astra di San Donà quest'anno è in pieno fermento, per cui cosa mancava? Mancava il fatto di incastonare anche il circo contemporaneo all'interno di una ricchissima rassegna, ma il perché siamo qui noi è anche perché dal 2019 il Ministero riconosce come una delle discipline più importanti dello spettacolo dal vivo anche il circo contemporaneo, cioè il circo senza animali. Quindi per noi è la quarta disciplina, prosa, danza, musica e circo contemporaneo, e quindi possiamo sostenere questi progetti e aiutarli a prendere posizione all'interno di un meccanismo di circuito che al momento fa fatica a distinguerli. Per cui benvenuto al Circo Contemporaneo al Teatro Astra di San Donà di Piave.